Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo. E anche in questa occasione di una delle eccellenze dolomitiche, il gelato artigianale bellunese. Vi presentiamo uno speciale di 3 puntate dedicato a Fausto Bortolot, un maestro del gelato artigianale bellunese. Lui è per noi un ospite molto speciale, ci racconta insieme a sua moglie Rita la sua storia di vita. Fausto viene da una prestigiosa famiglia di gelatieri, mestiere che continua oggi insieme ai suoi eredi. Originari di Zoppé di Cadore, hanno portato il gelato bellunese al mondo, onorando la sua terra d'origine. In questa occasione ci accompagna Fausto Bortolot. Benvenuto Fausto, è un piacere averti oggi qui con noi. Come stai? Bene, bene Ernestina, sto bene, anche un po' chiusi dentro per questo coronavirus, però speriamo che adesso col vaccino passi tutto, ritorniamo liberi come prima. Anche noi qui alla fine del mondo speriamo la stessa cosa, Fausto. Fausto, per i nostri ascoltatori che ci stanno sentendo su Radio ABM, Voce delle Dolomiti, perché non ci racconti qualcosa su di te? Presentati. Allora, io sono Fausto Bortolot, sono il figlio maggiore di 6 figli, mio padre si chiamava Mariano, di una famiglia di gelatieri, avendo avuto il nonno a Vienna nel 1890, usciva già col gelato, e mio papà è l'unico della famiglia che qui avevano avuto con mia nonna e sua mamma un ristorante e una locanda qui in paese, perché mio papà studiava e lavorava in una tipografia a Vicenza e è andato sotto il rullo da giovane, da ragazzo, con la mano destra, che è la mano che si usa di più per fare i gelati, per distribuire i gelati. Così che si è rovinata la mano e non ha potuto fare il mestiere del gelatiere. Però appena sono stato maggiorenne, io sono del 1939, anni prima della guerra, appena mio papà, siccome c'era bisogno che a livello economico non si navigava tanto bene, non è che si facesse la fame, però con 6 figli maschi, insomma, mio papà mi ha indirizzato sulla strada del gelatiere. Per me è stata la più grande fortuna della mia vita. Ecco. Dopo quella di mia moglie. Aspetta che... No, bravissimo, ecco, bravissima tua moglie anche, sempre accompagnando. Molto emozionante la storia che mi racconti. Diciamo, loro... prima di quella parte, no, si dedicavano, in qualche punto prima, si dedicavano al gelato, avevano qualcosa a che vedere o no, diciamo, la tua famiglia? Allora parto dal nonno a Vienna, poi mio nonno ha avuto anche 8 figli, di cui all'infuori di un fratello gemello di mio padre, che ha studiato e lavorato in banca a Milano, gli altri hanno fatto tutti i gelatieri. Lo zio Mario in provincia di Bergamo, che era il maggiore, dopo c'era lo zio Tripoli che era a Milano, sempre in gelateria, dopo lo zio Angelo chiamato Popo, che è quello che ha fondato con i miei cugini Federico, Nello e Tino, ha fondato le gelaterie Il Piave in Argentina dopo la guerra, ma prima aveva fatto il gelatiere qua in Italia in diverse parti dell'Italia, mentre lo zio Umberto l'ha fatto in Olanda. Poi c'era lo zio Sincero, che è uno anche che non ha fatto il gelatiere, perché ha messo su una fabbrica i carrozzini delle moto. Allora... Però la famiglia proprio era basata sia quella di mio nonno che di mia nonna, perché il nonno purtroppo non c'era più, è venuto a mancare con un incidente automobilistico prima della prima guerra mondiale. Mia nonna era rimasta vedova e i figli hanno fatto tutti i gelatieri, ma qui non era una novità per fare i gelatieri, era proprio tutti facevano i gelatieri, perché se non volevano fare i gelatieri dovevano emigrare e lasciare il paese per sempre. Ecco. Allora siete una famiglia storica del gelato artigianale e anche a livello internazionale. Mi avevi raccontato Germania, Olanda, se non ho capito male. Altri posti avevano visitato? Sì, Germania, Olanda, Italia e Argentina, insomma. Anche l'Austria, avevo capito. L'Austria è il nonno, sì, il primo. L'Austria a Vienna, perché
a livello economico nell'impero austro-ungarico alla fine del 1800 era più economicamente Vienna la città che stava meglio, insomma, che a livello economico. Ecco, quindi sono stati ben ricevuti, diciamo, con quel sempre lavoro. Sempre ben ricevuti, perché anche il nonno a Vienna, per esempio, lui quando è scoppiata, un aneddoto mio, quando è scoppiata la prima guerra mondiale, il nonno non voleva andare a sparare contro chi le ha levato la famiglia, perché c'era la guerra contro l'Austria. Purtroppo lui non è andato perché, come dicevo prima, è venuto a mancare per un incidente automobilistico che all'epoca era una cosa molto molto rara. Guarda. Tu, essendo erede di quella grande famiglia, con una lunghissima storia del gelato artigianale, sei un appassionato di questo lavoro. Cosa rappresenta per te il tuo mestiere di maestro del gelato artigianale? Allora io ti posso raccontare l'inizio, quando ho fatto. Era nell'anno 1955. Il primo anno sono andato 4 mesi a Bellaria, su una spiaggia vicino a Rimini. Ho fatto maggio, giugno, luglio, agosto, poi sono rientrato a casa. All'inverno mio papà, siccome c'era bisogno anche a livello economico per la famiglia, mi ha mandato da uno di Zoppè che aveva un caffè a Brescia. E io avevo 15 anni, 16 anni, non era che un ragazzo avesse la possibilità di aiutare molto più di tanto, insomma. E lì dopo 2 mesi sono stato licenziato per scarso rendimento. Oh, ma com'è possibile tu, che sei bravissimo? Purtroppo era così. Mi teneva su fino a mezzanotte e poi alle 6 la mattina veniva a chiamarmi. Io pativo il sonno e battevo sulla porta, io gli dicevo sì, dopo quando risendevo le scale mi ero già riaddormentato di nuovo. Comunque, per quello mi dispiaceva tanto, perché avevo dato un dispiacere a mio padre e mi vergognavo a rientrare a casa. Purtroppo è stata la fortuna, perché dopo a maggio sono andato in Germania, da quello che dopo è diventato mio cognato di De Lorenzo a Witten, nella zona della Ruhr. Abbiamo sposato dopo 2 sorelle perché erano lì a lavorare, è diventato mio cognato. E lì ho conosciuto, come ti dicevo prima, mia moglie, che è stata la più grande fortuna della mia vita, perché quest'anno facciamo i 59 anni di matrimonio. Oh, che bella, complimenti! Raccontaci qualcosa di tua moglie, anche come si chiama, se anche lei faceva il mestiere del gelato. Sì, mia moglie si chiama Rita, faceva il mestiere del gelato e lo fa sempre molto volentieri. Anche adesso, quando andiamo per pochi giorni in Germania, lei vuole andare dietro il banco, anche lei, insomma. Dopo, non so se ti devo raccontare, quando negli anni 60, era 5 anni che eravamo lì a Witten. Negli anni 60 mio papà mi ha detto: adesso basta andare a lavorare, mettiamo su una gelateria per noi. Io non avevo neanche 20 anni, perché era il 59, era 20 anni lei. Il mio papà mi ha mandato in Germania in cerca di una gelateria, di un posto della gelateria. Ma un vecchio gelatiere di Zoppè, allora si girava sempre col treno, non si girava con la macchina. E mi diceva: quando vai in cerca di gelaterie, che esci dalla stazione ferroviaria, se ci sono tanti, in quella cittadina, se ci sono tanti taxi, vuol dire che è una città economicamente molto valida. Se non ci sono taxi, risali sul treno e cambia città, trovati. Ma guarda, ma lo diceva di quella città in Germania? Sì, io ero in Germania in cerca di gelaterie, mio papà mi andava. Prima di andare avanti con la storia, come sei arrivato lì in Germania? Perché hai deciso di andare propriamente in Germania, diciamo, con quella parte? Perché all'epoca ti dirò che dopo la seconda guerra mondiale è stato il boom delle gelaterie italiane in Germania, perché non c'era una cittadina sopra i 10 o 20.000 abitanti che non aveva una gelateria. La gelateria era il posto dove poteva frequentare tutta la famiglia. Tutta la famiglia frequentava la gelateria, non era un pub, una birreria. Difatti, alla televisione tedesca hanno fatto un'inchiesta dove si sono conosciuti marito e moglie, l'80% si erano conosciuti nelle gelaterie italiane.
da ragazzi, la famiglia andava lì ed era... dopo ti racconterò, ho avuto anche il ruolo sociale, la gelateria in Germania negli anni 60-70. E quello perché era stata un'idea di tuo padre? Raccontare adesso, non lo so, ti racconto dopo. Il ruolo sociale ho avuto. L'idea di mettere, diciamo, di avere quella gelateria propria è stato di tuo padre o tua? Di mio padre, perché qui in un paesino piccolo come il nostro, che era poco più di 300 abitanti, all'epoca, parlo degli anni 70, avevano 70 gelaterie in Germania e 35 in Italia. E c'era il paragone, chi era in Germania lavorava meglio, guadagnava di più, perché c'era anche il cambio sulla lira marco, ogni anno il marco valeva di più, praticamente sul cambio c'era da guadagnare, non solo, si facevano praticamente 2 stagioni in una stagione sola, perché andavi là, per esempio, il marco valeva 200 lire, quando rientravi a ottobre il marco ne valeva 300, 400 e guadagnavi anche sul cambio. E com'è quella Germania che hai trovato lì la prima volta? C'era già una grande industria del gelato artigianale o no? Allora, la Germania era conosciuta già prima, non proprio il boom come fatta dopo, era già conosciuta la gelateria italiana. Quando si parlava di gelato italiano in Germania, di gelato in genere, gelato artigianale, era solo il gelato italiano che la faceva da padrone, insomma. Ecco, quando nelle cittadine bastava mettere fuori gelateria italiana, non c'era bisogno di fare una pubblicità, niente, la gente correva perché sapeva di trovare un ottimo gelato fatto naturalmente così. Quindi... Poi erano gli anni subito, come dicevo, 55, 60, 56, c'erano ancora le città bombardate nella zona della Ruhr, che era la città industriale, non c'era tanto anche quando uscivano i bambini di scuola. Adesso la maggior parte della paghetta che i genitori danno ai bambini viene spesa sui telefonini. All'epoca non c'erano i telefonini e compravano il gelato. Quando uscivano dalle scuole i ragazzi verso il mezzogiorno, l'una, c'era proprio il boom della vendita del gelato, i ragazzi venivano a comprare il gelato nelle gelaterie italiane. Preferivano assolutamente il gelato italiano a quello tedesco? Praticamente sì, non esisteva neanche, non c'era concorrenza con il gelato tedesco. Com'era quella differenza che vedevi tu tra il gelato artigianale italiano e il gelato artigianale tedesco, se lo vedi? Sinceramente io non conosco la qualità del gelato artigianale tedesco, conosco quella del gelato italiano, però non è simpatico, insomma, per fare il paragone, ecco. Sicuramente ingredienti o qualcosa, vedevi qualche differenza? Ma gli ingredienti che usavamo noi li potevano usarli anche loro sul mercato, noi li compravamo sul mercato. Ti dirò che la differenza, dopo ti racconterò, insomma, perché dopo i miei figli, io mi sono sposato, poi i miei figli sono nati tutti e 3 in Germania, però io ho voluto che rimanessero attaccati alle radici. E quando è stata l'epoca di andare a scuola, le scuole, ho lasciato ai miei fratelli in Germania, io sono venuto in Italia, nelle Marche, a Fano, ad aprire una gelateria perché frequentassero le scuole italiane. E ti dirò che in Italia il gelato alla frutta è molto meglio che la Germania, perché qua la frutta è più matura, la frutta è più... Anche là se si usa la frutta gelata, eccetera, ma perde un po' di gusto. Invece se usi la frutta fresca, maturata, più matura, ha un altro sapore. Insomma, sentivi, quando facevi gelato alla frutta qua in Italia, sentivi proprio il profumo nella gelateria della frutta che lavoravi. Wow. Mentre il gelato al latte, alla crema, è più buono in Germania, perché il latte, io ho fatto 15 anni qua in Italia, poi sono rientrato in Germania anche perché la burocrazia in Germania all'epoca era molto minore che qua in Italia, insomma. Qualche volta la burocrazia qua in Italia ti fa perdere la voglia di fare, la voglia di metterti per conto tuo. E ti dirò, insomma, anche per quello che io preferisco la Germania come seconda patria. Dopo la mia patria è l'Italia, logicamente. Però c'è una bella differenza, ecco, anche la voglia, la burocrazia, tutto quanto insieme. Io sono stato là 15 anni, la Germania mi ha insegnato l'ordine, la disciplina e rispetto alle regole che qualche volta qua in Italia manca. Siamo un paese latino
qualche volta manca. Però sicuramente, insomma, è stata una fortuna che, come dico sempre, è stata una fortuna che noi alleati della Germania durante la guerra ci siamo staccati, abbiamo per conto nostro, perché altrimenti se vinceva quello dei baffetti all'epoca sarebbe stato peggio non solo per noi italiani ma per tutto il mondo, insomma. Comunque io sono sempre stato rispettato, io non mi sono mai sentito un emigrante in Germania. Prossima settimana scopriremo insieme come è continuata la vita in Germania di Fausto e la sua famiglia. Amici ascoltatori di Radio EVM Voce delle Dolomiti, spero che questa prima puntata dello speciale di Fausto Bortolot, maestro del gelato artigianale bellunese, vi sia piaciuta e vi aspettiamo la prossima settimana per ascoltare la seconda puntata e continuare a scoprire insieme la storia di Fausto Bortolot e del mestiere dei gelatieri artigianali bellunesi. Intanto io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.